Carnevale di Verona nasce spontaneamente nel 1531 per ricordare un evento successo l'anno precedente, quando esondazioni dell'Adige portavano via i raccolti di agricoltori veronesi e il ritorno dei lanzichenecchi che avevano fatto il sacco di Roma ritornavano in patria e quelli depredavano ancora di più la popolazione, e Verona si è trovata con la fame alla gola proprio. E allora cosa è successo? I fornai non volevano più vendere il pane perché il prezzo del frumento era aumentato e lo tenevano nei cassoni, si diceva, perché allora non c'erano, lo tenevano in cassoni e lo tenevano là, non lo vendevano. La gente aveva fame, voleva fare una rivoluzione, rivoltarsi a questa carestia. Cosa è successo? Il podestà ha avuto un'idea di nominare tre tra i veronesi più qualificati del tempo, tra i quali c'era anche Tommaso da Vico, che era un nobile di Verona, a cercare di sedare questa rivolta per la fame. Cosa fece Tommaso da Vico? Tommaso da Vico con i suoi soldi fece aprire i cassoni dei fornai, diede da mangiare pane, farina per fare gli gnocchi a tutta la popolazione di Verona. Questa popolazione, una volta con la pancia bella ingrossata dal mangiare, non ha più avuto la voglia di rivoltarsi, e una rivolta che doveva sfociare nel sangue si è fermata a un carnevale. Cosa è successo? Il Tommaso da Vico ha lasciato dei scritti al figlio che gli diceva: io ti lascio tutti i miei averi, però te devi erigermi un monumento in piazza San Zeno e la tavola dei Pitocchi. Il figlio lo fece, difatti a San Zeno, se noi guardiamo sulla facciata della chiesa di San Procolo, c'è un'edicola, noi la chiamiamo un'edicola, ma è un monumento a Tommaso da Vico, e la tavola dei Pitocchi lì vicino. E il figlio lasciò questa incombenza, il padre lasciò questa incombenza al figlio, il quale proseguì. Di scritti veri e propri non ce ne sono, ma sono tradizioni che si mandano da padre in figlio, perciò anche le leggende hanno un significato, se no non avrebbe neanche il significato che ci fosse questa edicola sulla chiesa di San Zeno. E ritornando a noi, finì a tarallucci e vino, dicono in altri posti, qua finì a farina e gnocchi, e la gente si saziò e la rivolta non si fece più. Ecco, dopo sì, la maschera del papà del gnocco è quella che è sorta da questo momento. Chi si poteva con gli gnocchi fare come maschera? Perché non è nato come re, è nato proprio come maschera il papà del gnocco. E papà del gnocco, il nome più appropriato. Ecco, i gnocchi naturalmente una volta non si facevano come siamo abituati a mangiarli noi oggi con le patate, perché le patate sono venute con la scoperta dell'America, ma prima che prendessero piede in Europa, che la gente cominciasse a mangiare, sono passati 2 secoli, non 20 anni, e lo stesso con il pomodoro, è venuto anche quello dall'America, perciò non si condivano gli gnocchi con il pomodoro, si condivano con il burro, formaggio, e si mangiavano. Questa è la storia del gnocco, fatto solo di acqua e farina, senza la patata. Veniva fatto un bigolo grossetto, si tagliava a pezzetti e si curvava, che rappresenta quella che tanti chiamano quella maniglia che noi abbiamo di dietro la schiena. Dicono: che cos'è quello lì? Sembra una maniglia, sembra una gobbetta. No, è la forma del primo gnocco. Abbiamo voluto riportarla sul nostro vestito per ricordare quel giorno, quel famoso giorno del 18 di giugno del 1531.